Andiamo live, anche se sto ancora, non sto capendo niente. Non si carica. Non si... Allora, abbiamo dovuto laggo, lo so, ma lo so che laggo. È normale che io laghi, perché sto caricando la reaction. Una lag al giorno. Ragazzi, abbiate pazienza, sto facendo perché la reaction è imperdibile. È imperdibile. Così dobbiamo fare tutta la live. Non voglio sapere niente. Così tutta la live. Benvenuti in Italia. Benvenuti in Italia. Così tutta la live. Gianluca, ma tu mi senti, guarda, non esci per New York, ma tu mi senti come sono, tenga frego, messo lì. Questo Napoli ti fa somatizzare, tenga frego, messo aiuta frego. E probabilmente l'ho presa al club con la Salernitana. Francesco Perrone. Il lag lo dovete accettare, perché è come il Napoli che nell'ultima partita braccetto e un po' di lag. Vale, sto piangendo, siamo campioni d'Italia. Francesco Perrone, uno dei giovanissimi tifosi, è lui. Se noi abbiamo avuto un profumo degli altri scudetti, Francesco no, Francesco è giovane, Francesco doveva viverselo appieno. È fatta. Enrico Giannone, grazie, ma grazie a te Enrico, ma quando mai? Lo scudetto dei buoni, grande ragazzi e ragazzi. Continua, si sta caricando, forse si sta caricando, forse no, forse sì, non lo so. Elaborazione fino alla risoluzione HD in corso. Lady Stardust si è abbonata, perché qua adesso si deve vedere chi chiaramente, perché sono tanti e tanti e tanti simpatizzanti che mi stanno scrivendo complimenti al Napoli, sono tutti contenti, il telefono in fiamme. Io voglio vedere chi sono i tifosi del Napoli, perché quando il Napoli vince sono tutti buoni. Bene, è arrivata la tazza, è arrivata oggi la tazza, doveva essere, è arrivata a fine primo tempo, lo capite o no? Che se no non nasceva sta vena. Mamma mia, che partita. Che partita. Grazie Nicola, il miglior content creator, ma quando mai per YouTube siamo campioni. Siamo tutti vicini, Valerio dal Nord Carolina, grande, il cuore azzurro come l'oceano che ci divide, grande Lara, grandissima. Sì, io volevo scendere. Allora, io dovete sapere che ho anche il che fare oggi e dovrò andare a lavorare. E andrò a lavorare. Chiederò un permesso speciale e andrò a lavorare così e speriamo che me lo fanno fare. Mamma mia. Grazie a te Antonio. Welcome to Italy, esatto.
Gli intollerabili tifosi udinesi sono usciti in campo a fine partita con mamma mia. Io questo non l'ho visto, vabbè. L'abbiamo sentito durante la partita. Non cambia nulla. Non cambia proprio nulla. Lo scudetto di tutti, che emozione. Uno scudetto onesto. I gufi, ma i gufi potevano gufare quando volevano loro, era questione di momenti. Dai. Baby Fox, complimenti, campionato strameritato. Buonasera Angioletta, posso dire una cosa non femminile, ma che ce l'ho sullo stomaco, ma fa in bocca a tutti quelli che non ci credevano e soprattutto alle strisciate che c'hanno, eccetera eccetera. Luigi Ammirevole, un grande percorso, inimmaginabile, perciò è ancora più bello ed è stato bellissimo seguirlo insieme a te e a tutta la tua favolosa comunità. Grazie mille Luigi. Fabio, ti mando il link ma tra poco perché devo leggere prima più messaggi possibili, cerca di capirmi. Se ne è andata Giulia, se n'è andata per non tornare più. Marco Basile, dai. Allora, un momento, perché probabilmente riesco a postare la reaction proprio in diretta. Qua dovrebbe stare alla fine primo tempo, idoneità, gli elementi, devo fare tutto in diretta ragazzi perché non c'è possibilità altrimenti, dovete capirmi, io per andare live subito pubblica, non fa niente, non si monetizza, non fa niente, e quindi così, e andiamo immediatamente web, Telegram, perché tutti devono avere la possibilità di vedere la cosa. Sto male, c'ho la febbre. E poi live. E anche questa è fatta. Quindi adesso dovrebbe cambiare la lag. C'è pure Gio TV, Luigi Bianchi, lacrime anche da Las Vegas. Straordinario, quanto siete belli. Quanto siete belli. Povito, grazie per la stagione Valerio, senza te Guido non sarebbe stata la stessa cosa. Grazie amico mio. Gio TV sta a Roma e non può festeggiare, ma sotto stai festeggiando, non ti preoccupare. Grazie mille Povito, siete voi che mi rendete tutto più bello. Vale, te lo dicevo, lo Zenit di Spalletti. Sarà lo Zenit di Spalletti, non lo so. A me mi pare una grande astrozzata, ho fatto lo Zenit, ma va bene tutto quello che porta poi a questa vittoria, va bene tutto. Non piangevo per la felicità così da tanto. Campionissimi. Rosario Toscano, buonasera a tutti. Grazie Napoli. Dopo la febbre gialla, la febbre azzurra, questo è questo. Lovric gol XG. Io lo farò l'analisi tattica, però ovviamente sarò anche incalzato. Mamma mia, gli XG più bassi della storia del calcio: 0,32 l'Udinese, 0,35 il Napoli. Partita di nervosismo, partita di paura, di braccino, partita dove si intuisce che il Napoli ha fatto un dominio straordinario per tutta la stagione, lasciandosi proprio gli avversari dietro anni luce. Però quando poi è arrivato il momento di mettersi sotto le magliette dei campioni, al momento di doverti tirare siamo arrivati un po' con il fiato corto, Lady Stardust alla grande, fammi recuperare. Noir Leeds, New York City. Ok, adesso ti recupero Lady. Nel frattempo ringrazio Noir Lights New York City per lo sticker. Siamo invecchiati alla grande. Ma prima tutto quanto, Emanuele, la febbre, mamma mia, tutti quanti. Non fermiamoci più. Complimenti, in Veneto doppia goduria. Ragazzi, se tenete il che siamo 183 tutti quanti, stanno guardando la festa, probabilmente molta gente sta in giro per Napoli, va benissimo, lasciate like, non ha importanza. Lady Stardust,
si disattivò l'abbonamento dopo il pareggio con il Lecce, poi iniziamo a stare al primo posto. Per scaramanzia decisi di non rinnovare subito, ma a fine stagione. In caso di mantenimento al primo posto avrei fatto questa donazione. Va bene, va benissimo Lady, va benissimo. Come sapete ognuno di noi poi è legato a certi riti. Io non ho potuto più spostare quelle due magliette da lì. Ovviamente quando abbiamo cominciato a fare un po' di gadget mi è venuto anche un po' di paura, non si fanno i gadget prima, uno però si doveva preparare e mi sono preso le mie responsabilità quando ho deciso di andare a vedere Napoli Salernitana al club Napoli New York, che non avrei dovuto farlo, quindi mi prendo anche io le mie responsabilità. E non si fa, hai fatto tutta una stagione nello studietto e nello studietto dovevi rimanere. Va bene così, grazie mille Lady. Da Catania, grande Napoli, grazie ragazzi, siete stati fantastici, insuperabili e indelebili. Basta terziare, si dice terziare e treziare, si può dire in tutti e due modi, bravo Giuseppe. Scudetto strameritato, senza se e senza ma. Grande percorso, siamo andati a braccetto con questo grande Napoli, siamo all'epilogo di una lunga stagione, ma speriamo nell'inizio di un ciclo vincente. È successo, Valentino, è successo. Grazie Vale per questo percorso bellissimo. Una suonatina di basso, magari poi ci scappa. Voglio leggere più messaggi possibili vostri ragazzi, perché lo sapete, stando io dal di là del mondo, voi siete la mia compagnia e voglio fare finta che stiamo tutti insieme. Quindi voglio leggere più messaggi possibili. Se lo vinciamo ogni 33 anni, chissà se lo so, Nico. Speriamo di no, speriamo proprio di no. Un abbraccio a tutti i veri tifosi che hanno sofferto in questi anni. Ti voglio bene, forza Napoli sempre da Roma. Virgilio non realizza ancora, lo capirà domani. È così, ci siamo guardati piangere ragazzi uno con l'altro ed è giusto così. Non riesco a smettere di piangere. Che è successo? Dopo 33 anni, una quasi vita ad aspettare quel momento finalmente è arrivato. Grande Victor, io lo amo. Scusatemi, vorrei semplicemente vincere le ultime 5 proprio per zittire tutta sta gente che c'è sempre remato conto. Hai ragione, ma poi può essere anche che adesso ti scrolli, perché io li ho visti un po' tesi, può essere anche una cosa fisica, sono magari è finita la benzina, tutto può essere. Io avevo fatto una previsione, io avevo detto secondo me arriva tra Monza e Fiorentina, è arrivato prima, molto bene. Però vi ho anche detto che se poi dopo il Napoli comincia a far giocare qualche giocatore che ha giocato di meno, secondo me siamo in grado anche di vincere con quei giocatori che hanno giocato di meno, perché ti liberi di un peso e giochi con tranquillità. Il Napoli quando gioca con tranquillità, vedi la partita con la Juve, dell'andata e del ritorno, vedi le partite di Champions. Il Napoli quando gioca con tranquillità gioca benissimo. Oggi non c'era tranquillità, c'era tensione, si vedeva tanti passaggi sbagliati. Però si è capito, è quel nervo. È bello che sia arrivato anche da loro, perché prima Raspadori, ed è giusto, il percorso Zielinski-Raspadori è bello, con Elmas che sono i subentrati, dopodiché c'è il gol di Oliveira che è un altro subentrato e non basta, e doveva esserci il sigillo con tiro di Kvara forte, quindi deviato, e gol di Osimhen, perché loro due hanno messo un'impronta su questa stagione veramente incredibile. E ringrazio ancora Lara. Sta parlando Spalletti, ragazzi, voi datemi tutti i dettagli, tutti i meme, tutte le cose che mi potete dire, ditemi tutto, perché staremo live finché è possibile e non finisce qui, perché adesso si deve festeggiare sul serio e si dovrà festeggiare per tanto tempo, perché ce lo meritiamo, perché non capita sempre, perché è un miracolo sportivo vincere in Italia, e non fatevi dire il contrario, non lasciate che vi dicano il contrario e che dicono vabbè, ma che cosa fatto, non c'erano gli avversari, è colpa vostra che non c'eravate, vi abbiamo avviliti e vi abbiamo distrutti a uno,
con un girone d'andata impossibile, e quindi vi abbiamo avvertito ogni volta che il Napoli doveva cadere: stiamo arrivando e c'è la pausa dei mondiali, pum, e cadevano gli altri, stiamo arrivando e c'è il girone di ritorno, pum, e cadevano gli altri, e la distanza aumentava, il Napoli che aumentava la distanza con le altre. Quindi non fatevi dire che questa cosa non è così, però è importante stabilire che non è una cosa che può succedere sempre, è una cosa di un valore incredibile, incredibile. Campioni azzurri bellini. Lo farò, potrei farlo. Anche se gli orizzonti azzurri ha portato bene, infatti non posso cambiare. Da Saragozza lo spettacolo è servito, il Napoli in scena, adesso siamo noi. Io voglio vincere l'anno prossimo e quello dopo pure, così i cosiddetti gliela appoggiamo in testa più di una volta, se mai non avessero capito. Il capitano in curva col megafono sta facendo il lanciacori. L'ho sentito, sì, ci siamo sentiti a fine primo tempo e gli ho chiesto, l'ho implorato di trovare qualcosa di positivo da dire alla community. E Guido, ovviamente poi ci siamo sentiti a fine partita, gli ho dato il link che dovrà accettare tra un po' e ci sarà. Un saluto da Cosenza, grande Dario. Grazie a tutti gli amici bellini di Siamo, siamo tutti noi campioni d'Italia, come sempre, 4 cretini. Sempre 4 sono, sempre 4. Assafadì. Spalletti polemico ai microfoni di DAZN. Ma io me lo godrò tutto questa notte, e chi dorme. Siamo campioni, ricomincio da 3, 4 e 5 e vai, si festeggia ovunque, i napoletani non ne migrano, colonizzano. Tutti con lo slogan ricomincia da 3 e Fred Gaetano, non c'era dubbio. Io sul fluido.net avevo fatto delle proposte, molti me le avete consigliate voi, facendo vari sondaggi con la community. Ricomincio da 3 era quello più bello perché c'è anche un'identità contro Easy, è perfetto, no? Scusate il ritardo perché ti fai aspettare, e poi c'è Ricomincio da 3 che è fantastico. Poi ci sono i destini forti, che mi pregio di averlo portato io. Magari qualcuno l'avrà pensato anche prima di me, però l'ho portato io senza avere nessun tipo di problema. E altre cose, il finalmente di Tore Falanga col 3, è bellissimo. Allora, c'è Osi sì. Great, oh my god, Nika. Forza Georgia. Grande. Kvaratskhelia. Il bacio che aspettavamo è arrivato finalmente ed è stupendo. Forza Napoli sempre, è tutto vero. Siparietto Osimhen Spalletti su DAZN. Nel frattempo vedi gli amici americani, perché arriva un po' in giro, no? Arriva in giro la notizia, mi mandano questa, è pure bellissimo, eh? Non lo possono capire appieno, non lo potranno capire mai quello che sto provando, però se ne accorgeranno. Istigatemi, ditemi le cose vostre. Un saluto da Calgary e sempre Forza Napoli. Dopo 33 anni si piange per le stesse emozioni. Devo mettere il banner nel scudetto. Alberto B, grande Albe, non c'è messaggio, ti bacio solamente, ti bacio fortissimo. E anche su questo noi tutti quelli del fantacalcio ci siamo impegnati tantissimo a rovinare le difese avversarie, gli attaccanti avversari. Abbiamo fatto fare una stagione ridicola a Lukaku, mamma mia, li abbiamo distrutti uno dietro l'altro. Tante emozioni contemporaneamente. Tra le altre cose ricordo le tue prime live durante il primo lockdown. Grande Rossana. Tu non hai idea, Rossana, io che sto facendo. Dovendo fare io il video generale del percorso, entra il sole, è proprio una giornata stranissima. Adesso arrivo, Vittorio. Il video del percorso. Ho voluto tornare ancora più indietro. Il primo video
di YouTube, voglio fare un recap generale di quello che ci ha portato, perché quella è l'annata, è il percorso, però il percorso mio, quello è il percorso dell'app, ma il percorso mio, ma così non potremmo fare, no. Si rovina tutto il green screen. Il percorso mio, che si parte da Fiorentina-Napoli 3-0, e quindi velocemente tutto il passaggio da Sarri ad Ancelotti, l'ammutinamento Gattuso, Spalletti, fino ad arrivare a questo. E voglio fare un video breve insomma, per quello che è possibile, un video breve per rivivere queste emozioni tutti quanti insieme. Bello. Sono andato al lavoro con la maglia ricomincio da 3, appena segnato Simen ho fatto il pazzo, quasi mi cacciavano, Vittorio. Sì. Vabbè, in questo caso io ho gridato anche meno delle altre volte, prima di tutto perché non ce la faccio. Secondo perché era liberatorio, però era pure sofferto. Oggi è stata sofferta. Ragazzi, contemporaneamente a un dominio assurdo del Napoli, incontestabile di tutto l'anno, questa partita è stata sofferta fino a quando non l'abbiamo recuperata. Bisogna dirlo tranquillamente, gli XG parlano chiaro. Questi l'hanno messa sulla fisicità, ci volevano per forza fare male, non ci facevano giocare. Il Napoli ci ha provato, ma non c'ha più quella brillantezza di un tempo e si stava mettendo male. Però questa volta no. Questa volta la vena è uscita e devo ringraziare tutti quanti voi. Vittorio Penza, grazie mille. Spalletti in lacrime. Spalletti scappato perché si è commosso. Mamma mia, quanto mi devo vedere. Hanno fatto commuovere Spalletti. Mi dovrò vedere tutto, mamma mia. Alberto, mi sono dimenticato il messaggio. Dalla sconfitta in albergo, poi il tradimento di Sarri, passato per fragili mentalmente. Siamo qui, campioni. Esatto, vedi Alberto, hai perché alcuni di voi ci stanno dall'inizio. Perché voi non... Essere tifosi del Napoli, molti di voi che pure stanno all'estero capiscono nello specifico cosa significa stare all'estero, non poter vivere il caffè, stare così. E per me stare qua e poi fai il musicista e va tutto bene, comincia ad andare bene dopo anni di sacrifici e poi arriva il lockdown, si blocca tutto, non posso suonare più. Decido quindi di fare il canale un po' più seriamente, un po' più con continuità, nonostante con il lockdown non si giocasse all'inizio. Abbiamo addirittura commentato le partite del campionato tedesco e abbiamo fatto vedere anche che facevamo le zeppole. E ci stanno alcuni di voi che mi hanno seguito con generosità e con simpatia, anche quando non c'era calcio di cui parlare. Quindi il valore aumenta. Il valore aumenta perché siamo stati insieme nei momenti brutti, nei momenti inspiegabili, nei momenti inaccettabili, nei momenti che non ti spieghi e non vuoi comprendere, e adesso stiamo insieme nella vittoria meritata in Italia. Il mister Adazzon è in lacrime. Eppure, grazie Valentino, recupererò tutto. Grazie Alberto. Grande Valentina, sì. Mario Cuccaro è impazzito completamente. Attenzione. Vi voglio bene tutti ragazzi, vi sto leggendo. Io questa live me la rivedrò. Lo sapete che me la rivedrò. Mario Cuccaro. Sono 2 anni che mi accompagni quasi quotidianamente. Io sarei pure tifoso di un'altra squadra. Ma che dici? Oh Gesù. M'ho pianto pensando a mio padre e mio fratello. Ora che abitiamo lontani avrei dato tutto per stare con loro. Grazie Vale, grazie qui. Grazie a te Mario, io non ho parole per esprimere quello che siamo. Veramente bellissimo. Grazie infinite.
La magnitudo di questa vittoria si misura nei momenti di tenerezza che tutti i tifosi e gli addetti stanno mostrando, prima ancora di sfogo, grinta e presunzione. Complimenti Valerio per la persona che sei e per questa vittoria, da un interista milanese che vive tra Londra e Napoli. Grazie Federico. Qui ho trovato una famiglia, anche oggi che sono lontana da Napoli non mi sento sola. Grazie Valerio, grazie Guido, grazie community. Vale, siamo campioni, ho aspettato questo momento per ringraziarti, grazie a te e questa community, non mi sono mai sentito solo come tifoso. Grazie Vale, state facendo che ho buone pure. Grazie Biagio, grazie. Domani torno in Italia per il funerale di un'amica, avevo 24 anni, non le importava del Napoli, tifava Juve. Vorrei però dedicarle questo scudetto che sogno da quando mio nonno mi parlava di Diego. Mi dispiace tanto Matteo per la tua amica. Anch'io ho perso un'amica a quell'età. Sono perdite che non si possono accettare. Mio padre, quasi novantenne, è in lacrime. Fa veramente commozione. Ti voglio bene, Val. Come here immediately. Vi devo presentare il motivo. I don't care. I don't care. The real reason why we won the Scudetto is this girl right here. I'm his good luck charm. Yes, she's good luck charm, not Osimhen, Maschera Osimhen, eccetera, eccetera. Nico. I checked the score and I didn't know all you needed was one point. I would have said something to you. I checked the score and I So saw you were sad? I was just kind of like, oh, not yet. Like they need like the 3, like they need to win. Like they No. need 3 more. 1 was enough this I time. would have said something. I walked all the way home like, oh, he might be in a bad mood. No, I'm just I thinking. guess he's not in a bad mood. I'm in every mood. Okay. Thank you. Mio nonno non ha potuto vivere questo momento, ma sono sicuro che lo sta vivendo da lì sopra. È grazie a lui che tifo Napoli. Ognuno di noi poi ha una storia, questo mi piace, che ognuno di noi ha una storia personale che si porta appresso del perché siamo tifosi. Voi lo sapete, qualcuno lo sa, che io avevo la possibilità, avevo il doppio gagliardetto e presi quello del Napoli, altrimenti tenevo la passione col DNA. Non so fare sti cose. Un abbraccio Rossano, poi lo giro. Rosario, ciao Nicole. Everybody saying hello. Allora, si chiama Nicole Federica. Tanto siamo in famiglia, esatto, e mi sentivo di condividere certe cose perché siamo veramente in famiglia, non c'è problema. Lasciate i like. Il telefono è in fiamme, potrebbero chiamarmi all'improvviso dalle televisioni che mi avevano detto, ma no. Un saluto da Atene, da un altro napoletano emigrato che ha lasciato un pezzo di cuore a Via dei Tribunali. Mio padre, mio fratello, mia madre da lassù stanno festeggiando insieme a Diego. Grande Antonio. Vorrei ringraziare Starace per il lavoro oscuro fatto in 33 anni. Grande. Tutti ragazzi. Nello spogliatoio il ciolito scatenato, tutti impazziti di gioia, anche chi non ha avuto tanti minuti. Bello. Ho 24 anni, quindi non ho mai visto uno scudetto del Napoli. Me lo sono goduto e me lo sto godendo con mio nonno che ha 83 anni. Potrebbe anche essere il primo e l'ultimo con noi. Sì, Francesco. C'era uno striscione, una bandiera bellissima del papà, il papà con la maglia numero 10, senza la scritta Maradona, perché all'epoca il 10 non aveva il nome sopra, e il figlio invece alla 77 di Kvara, e il padre, no, che festeggia finalmente col figlio quella malinconia quasi, dire ma chissà se potrò mai festeggiarlo con mio figlio, qualche cosa di straordinario. Siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. Ho iniziato a seguire il Napoli guardando una partita con mio nonno e poco fa l'ho chiamato per parlare dello scudetto, una giornata indimenticabile.
Da Juventino sono felicissimo per voi, scudetto strameritato, il più bel gioco d'Europa. Grazie Lino. Da Avellino non festeggiano e io dei quartieri spagnoli che piango come te con la scusa che sto facendo la genovese. Sai le cipolle, certo. Valerio, voglio salutare anche Mario Firardi che non è più con noi e che è l'autore originale del murales di Maradona, grande amico di mio padre. Questo scudetto è anche per lui. Mi associo, Federica. Ma scusa, io continuavo a vivere pensando che non avrei mai visto uno scudetto. Adesso come si fa? Dario, per fortuna è successo. Non succede, ma se succede, è successo. Quindi godiamocelo finché non comincia la prossima stagione. Ce lo dobbiamo godere adesso, giornata dopo giornata, partita dopo partita. Ognuno ci avrà una storia, ognuno ci avrà un dettaglio da far vedere, ognuno ci avrà un aneddoto e ce lo dobbiamo godere. Ce lo siamo meritato. Lozano immerso in un bagno di tifosi, l'umanità del sud, vero, l'ho visto. Poi nella ressa c'è sempre anche il pericolo di farsi male, lì devono stare molto attenti gli atleti perché tu sei contento, vuoi anche abbracciarli tutti, ma c'è il pericolo per l'incolumità, quindi bisogna mantenere la distanza e non è facile, è impossibile contenerci. La commozione di Spalletti e Microfoli ha commosso anche me. Giornalista di DAZN entra negli spogliatoi, riesce con i capelli azzurri. A proposito, Giorgio, questa è la mia cosa. Domani, dopodomani, devo andare a comprare la tintura. Ve l'avevo promesso e lo farò. Senza dubbio. Ho visto Sivori giocare a San Paolo. Un caro saluto da Berlino. Grande Valerio. Grazie, Ross. Le video chat. Stasera c'è a suonare. Il video non si vede, mi stanno mandando, Angelo mi stava mandando intervista a De Laurentiis che dice dobbiamo rivincerlo e poi c'è la Champions. Aveva promesso 10 anni per l'Europa, 10 per lo scudetto, ora basta, si va a festeggiare. E mi mandano anche le cose di Spalletti. Che bello fare esplodere le proprie emozioni. Complimenti di cuore a te e a tutti i tifosi napoletani da un tifoso interista, bravi, questo scudetto vale come 10, grazie Franco. Yuri, grazie mille, senza messaggio per la donazione, sono piccoli gesti che fanno piacere. Caro Valerio, non c'è spazio sufficiente in questo testo per ringraziare. Spero un giorno di poterlo fare di persona, siamo tutti campioni oggi, grazie di vero cuore. Il primo scudetto fu della gioventù, il secondo quello della conferma, ma questo è quello della grande sorpresa. Non credevo di vederlo ancora, ragazzi, sono molto commosso. Emozione, compianto di 20 minuti, sono vecchio, ma amo i nostri eroi. Infatti subito dopo la partita, durante l'invasione, ho avuto paura che si facessero male, l'hanno tirato i capelli. L'ho visto, qualcuno ha toccato la pelata. E anche la pelata ci piace, perché a qualcuno la pelata fa andare in freva e invece noi amiamo anche quello. Osimhen era caricatissimo, voleva vincere questa partita, è proprio Veranillo, ma questo anche le altre partite, anche quella di Champions lo abbiamo visto. Osi ha sofferto il dover rimanere fuori per quell'infortunio e quando è tornato si vedeva che non stava ancora al 100%, ma che voleva dare tutto per dare il suo contributo. E ve ne siete resi conto di quanto è forte Osimhen e di quanto cambia il Napoli con Osimhen, perché tu, anche se non hai tante idee e gli tiri una palla addosso e non riesci ad arrivarci pulito, Osimhen ti crea dei pericoli incredibili. Football Moments, benvenuto sul canale. Ho iniziato a seguirti ad inizio campionato, non mettevo like, non iscritto, le cose stavano andando bene per scaramanzia e non sei il solo, vedi Yuri? Ho continuato così, adesso non posso fare altro che ringraziarti. Grazie Yuri, e non sei il solo, vedi, anche lei di Stardust aveva detto questo. A scaramanzia ci riguarda, non possiamo fare finta che non esiste. Come si esulta non lo so Emilio, ognuno lo fa nella maniera più naturale possibile, c'è chi piange, c'è chi grida, c'è chi spacca i piatti, va bene tutto, ognuno si deve sentire libero, sempre nella sicurezza, non ci facciamo male. Lobotka e Kim sono dei mostri, grande partita di entrambi.
Spalletti ha detto che Osi è come i bambini, quando vede il pallone non capisce più nulla. Un caro saluto da Monopoli. Ogni città che ama il calcio ha un angolo in festa stasera. Forza Napoli. Bello, bello, detto, bel messaggio. Ah, cosa avevi detto? I capelli? Certo, no, la ciocca no, li tagliavo tutti se con la Champions. Dato che la Champions non abbiamo il DNA, il capello resta lungo, ma me li faccio tutti azzurri. Datemi il tempo che lo farò. Serata storica, complimenti, grazie Giorgio. Un saluto di ritorno da Udine, da Daniele, Ernesto e Francesco. Emozione indescrivibile. Grazie Daniele. Complimenti per il canale. Ho vissuto questo scudetto seguendo anche te e gli amici Bellini. Sarai nei ricordi di molti di noi. Mamma mia, questo poi mi fa emozionare. Mi fa emozionare. Ma è stato già detto di non dimenticare il gas e l'acqua aperto. Forza Napoli sempre. Detto Internos, hanno festeggiato anche qui in Grecia, tifavano tutti Napoli. Ah, che meraviglia, ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Non lo so, come la vedete? Perché viverla allo stadio San Paolo, sicuramente quelli che sono andati allo stadio con i maxi schermi stanno facendo festa, chi lo sa. Non potevamo sperare ancora in un passo falso, perdere con l'Udinese e aspettare la Fiorentina al San Paolo, perché stava diventando un po' ridicola la situazione di fare contro noi stessi, quasi, perché io per primo ho detto a Lazio da Veggio, non voglio vincere ieri che stavo in pieno traslocando canzone di Maro Fossati, non lo volevo vincere ieri, però oggi sì, oggi basta, anche perché poi si rischiava che comunque non aspettavamo domenica perché arriva Milano-Lazio sabato, quindi avremmo potuto vincerlo Milano-Lazio sabato, non era il caso. Dovete andare in fretta, bravo Johnny. Sì, allora io poi ogni volta che faccio una reaction, chi non le andate a vedere, uscisse dalla live, andatevi a vedere la reaction e lasciate pure il like. Nella reaction c'è sempre un sai, un'anticipazione, un antipastino e poi comincia la reaction. Non volevo mettere, però purtroppo, visto che ho sentito ancora i cori, in uno stadio che era quasi metà e metà, perché c'erano penso 10.000 tifosi del Napoli, una roba incredibile. E ho sentito i cori, vi siete fatti perdere la voce, avete perso la voce per dire che chi non salta di quelle terre è, perché io non lo posso dire perché altrimenti pare che sono io, ora sì, sono io, non si può dire. Vi siete fatti uscire la voce dall'anima. Chi non salta, noi non sono napoletani, noi non siamo napoletani, abbiamo capito, sappiamo, ci piace quasi. Ma proprio, voi non lo volete capire che quella è come la N-word, non lo volete capire, va bene. E poi devo vedere anche gente che la butta sulle mazzate, gente che simula, gente che oh, ma volete giocare a pallone? Ma non avete niente di che vedere con la classifica così. Un punto vi sta anche bene perché l'abbiamo visto che gli stava bene. Come andava bene a noi, andava bene pure a loro. Ma comunque dovete fare le c'è quello fallo di Elmas. Attenzione, ripetiamolo sempre, gamba troppo alta, si chiama il fallo. Quello si mette le mani in faccia. Finta assoluto perché non è stato mai preso. Che succede? Cade a terra, si rialza, guarda, pallone finisce in rete, di nuovo mi le mani in faccia. Siete disonesti, siete scorretti, siete antisportivi. Non si può fare così. Non si può fare. Giochiamo un altro sport. Il Napoli gioca un altro sport rispetto a tutte le altre squadre. Sono poche. Le devo cercare con lanternino. Adesso che il Napoli ha vinto e abbiamo chiuso questa pratica, io mi comincerò a guardare altre squadre. Devo fare prima di tutto un focus sul Monza, perché Palladino secondo me è un grandissimo allenatore e devo studiarmelo, prima di tutto. Poi voglio vedere con le statistiche le squadre che fanno meno falli, le squadre che sono un pochino più corrette, e vediamo di capire se c'è ancora qualcuno che gioca a pallone o solamente noi siamo interessati a giocare a pallone. Adesso sta parlando il capitano. Metto la maglia del Napoli e vado al lavoro. Buon proseguimento, campioni. Grande Valentino. E mai capito, Nico? Bravo. Ma è sempre stato così. È sempre stato così.
incredibile. A prescindere dalla gioia per lo scudetto, come sempre nelle ultime partite siamo stati poco tutelati dall'arbitraggio e ci hanno preso a calci tutta la partita. È vero, Fabrizio, è vero. E lo abbiamo visto sul campo, e l'abbiamo visto negli arbitraggi. E io che mi sto riguardando i miei video vecchi, perché sto facendo il recap del percorso del canale di questa stagione, e i video vecchi, io vi dicevo, sì, Ancelotti, questa formazione un po' così, ok, però tutto sti fallo perché non c'è chiamano, e si arriva a Ancelotti che si lamenta con il VAR. Facciamo finta di niente perché noi vogliamo sempre parlare di campo e troviamo le colpe del giocatore singolo, dell'allenatore, le colpe di ADL, ed è giusto così. Però diventa anche difficile fare finta di niente, visto che poi le cose escono intercettate proprio. È difficile. E non parliamo della miopia e dell'astigmatismo di abisso? Scusate se è porno. Anche oggi un rigore netto non dato, anzi forse 2. Io là voglio sperare che il ginocchio fosse fuori aria. L'avete rivisto voi? Abbiamo rivisto il fuorigioco automatico, tutte queste cose così. Io non l'ho rivisto, ho visto mezzo replay dove il pestone non c'è, ma ginocchio e ginocchio. Kvara non simula. Kvara, io mi stavo incazzando con Kvara. E chiedo scusa al ragazzo, perché il ragazzo non simula. Il ragazzo prende una botta sul ginocchio importante. Ma tanto noi non li tiriamo bene i rigori. Ce li dovete dare, proprio perché così facciamo percorso, ci impariamo a tirarli, facciamo percorso anche in quello. È bellissimo, Angela, questa cosa. È chiaro che, vedi? È proprio lui. La faccia pulita, l'italiano all'interno della squadra napoletana, uno di quelli che è partito da zero, che è arrivato tardi ai palcoscenici importanti, che con qualche limite li ha superati con costanza, con grinta, con capacità, e anche lui oggi stava in grande affanno, anche lui oggi sta in grande affanno perché si è andato oltre i limiti dell'umanità. Non sono dei robot e sono degli esseri umani, e siamo andati oltre. No, era sulla linea, quindi era rigore. Perfino Marelli lo ha detto. Oh, loco. Abisso, non ti smettisci. Scandaloso. Un viaggio inaspettato. Anche Mike, anche io. Era dentro. Chi se la scorda? Dentro. Ma infatti, noi ne abbiamo viste di ogni colore. Ed era anche naturale che si fosse insediato nei tifosi del Napoli l'idea che non si poteva vincere. Per questo scudetto è miracoloso, e lo dovete capire, lo dovete accettare che è miracoloso, perché non si poteva vincere, ce l'hanno fatto capire in tutti i modi. Poi probabilmente quando arriva un vuoto di potere, perché arriva il vuoto di potere, vengono fuori il talento, vengono fuori le capacità tecniche, viene fuori una squadra giovane che magari ha meno retropensieri, perché credetemi, come era una sensazione nostra di tifosi, ma sicuramente anche Insigne, anche Zielinski, anche Mario Rui, anche Mertens, Koulibaly, avevano quella convinzione che non ce lo fanno fare. Non ce lo fa, qualcosa succederà e non ce lo fanno fare, o nelle partite nostre o nelle partite degli altri. Qualcosa succede e non ce lo fanno fare e mandano tutto in cacciare. Forse i nuovissimi, meno ingrippati con questa cosa qua, si sono messi là, una partita la vincono, l'altra partita la vincono, siamo forti, bravo, e crei questo distacco incredibile. Ma thank God, grazie a Dio che abbiamo fatto questo distacco incredibile, altrimenti Bo means I don't know. B-O-H. Bo. Quest'estate, appena Di Lorenzo è stato nominato capitano, ha pubblicato una lettera. Leggendola ho capito in quel momento che sarebbe stato un anno importante e che Giovanni è un ragazzo d'oro. Giovanni mi ha anche convinto. Io avevo detto all'inizio, guarda che è tosto essere capitano, un capitano che non l'ha mai fatto. E avete visto, io ve l'ho fatto notare ogni volta, Lorenzo deve lavorare per due, perché da capitano deve andare anche a parlare con l'arbitro. Se succede sull'altra parte della bandierina
lui si deve fare tutto il campo in diagonale e deve arrivare dall'altra parte della bandierina e deve parlare, deve mantenere la calma e non ne può saltare nemmeno una e deve fare la fascia tutto, e deve difendere, e deve segnare, e deve fare assist e deve sovrapporsi. Mamma mia, che cosa hai combinato, Giovanni? Mamma mia, cosa hai combinato? Veramente sono troppo contento. Non era scontato per nulla. Spalletti, Napoli è per te. Osimhen fortissimo, poi si commuove per il fratello. Fabio, sempre. Sì, Angela, di questo dicevamo che c'era, secondo me a questo punto c'era. Lasciate i like, semplicemente grazie a te e a tutta la community. Pierluigi Abbate, fatemi fare una cosa, fatemi fare una mandragata. Spalletti è un grandissimo uomo, grandissimo allenatore, ma fatemi ringraziare Rino, meritava di festeggiare lui. Se non ci fossero stati scontri sono sicuro che l'avrebbe vinto. Osi è nato con lui, top. Lo sai che io amo tutti quelli che sono passati e Gattuso è stato trattato maluccio. Anche quello farà parte del recap generale. Gattuso ci ha insegnato delle cose, Gattuso aveva dei limiti, li ha dimostrati e anche quello fa parte. Questa è la prima cosa che ha detto Spalletti. Arrivo, prendo quanto di buono è stato fatto e cerco di togliere le problematiche, ed è così, è stato fatto. Ha risolto sia tatticamente che a livello di mentalità, perché molto ha fatto il cambio di mentalità che ha dato Spalletti. Non è da sottovalutare. Pierluigi, grazie a te, tutta la community. Cosa ne pensi dei tifosi dell'Udinese che hanno caricato i napoletani? Fabio, che ne devo pensare? Sono criminali, che ti devo dire? Come fai a... Da che mondo è mondo, in qualunque stadio si fa, quando arriva la matematica esiste l'invasione di campo. C'è sempre stata, è impossibile da controllare, così. Se voi poi siete andati in frega, a casa mia non dovete, perché è stata caricata con i volantini dalle tifoserie di tutta Italia. Allora quelli evidentemente caricati da questo hanno pensato che fare, festeggiano sul nostro, non esiste proprio, e si va nella violenza. È l'esempio dell'intolleranza, della solita cosa, veramente roba incredibile. Bene, e giro agli amici un attimo solo, infatti, perché è tutto improvviso, è tutto improvvisato, perché non si può fare niente di organizzato. Aspetta. Rossa. Vediamo qua. Vediamo se qualcuno entra, perché sono pronto con le cuffiette. C'è un odio nei nostri confronti enorme. E per questo io, hai capito Fabio, ho fatto quell'inizio di reaction così, perché non dovrebbe aumentare il valore della vittoria l'odio che ci circonda. Però un po' lo fa, non c'è niente da fare. Fabio versatile. Ho fatto quell'inizio di reaction così, perché mutami aumentare. Che soddisfazione. Grazie fratello mio, che sto al lavoro, quindi sto da solo. Sappiamo quello che abbiamo passato nella pandemia, tu e io. Ci siamo conosciuti per caso, con messaggi sbagliati. Abbiamo vinto lo scudetto, famocco! Non ti posso fermare. Un saluto, no, vabbè, basta, era solo per tutti gli insulti ricevuti. Assolutamente, non ci da 3 anni a questa parte, ma non per altro, anzi, io posso solo ringraziare i tifosi delle squadre avversarie, pochi che ci stanno facendo i complimenti, perché credimi, sto guardando quest'altro telefono, ho messo a te, vedi, non fa niente, sì. Perché non se ne può più, hanno messo messaggi. Te l'ho scritto pure la prima in chat, una ha scritto lo scudetto della gente di
come fazzoletto, lasciamo stare proprio. Se vogliamo fare un commento sulla partita di stasera, mi sembrava Napoli-Spezia 0-1 dell'anno scorso. Mi sono messo le mani in tela, io sto senza voce già perché avevo febbre come te e sono stato male. Stiamo tutto quanto malissimo. Vedi Fabby Fox che dice Fabio ha cambiato il cellulare. Mi sono portato un altro cellulare per guardare a Valerio, sto al buio, non si capisce niente. Voglio dare un bacio a Rita, ai mod, ai nostri amici bellini, una chat bellissima. Vi amo tutti amici, vi amo tutti davvero, perché adesso chi tifa in Napoli siamo fratelli e sorelle e sono 33 anni che lo dico. Ecco, benvenuto. Come si chiama? Marzullo. Benvenuto Gigi Marzullo. Grande Fabio. Per chi non fosse stato attento, Fabio mi è venuto a prendere, mi ha portato allo stadio, ci siamo guardati il Monza in curva seduti. E abbiamo guardato un Osimhen straripante, un Kvara era un mostro. Ma io quello che dico io noi eravamo 19.000 spettatori, me lo ricordo perché ci siamo andati insieme, abbiamo guardato la partita seduti, ma il resto delle persone hai ragione, ma questa è una domanda legittima, anche perché il Napoli, non lo so se ci sta una statistica su questo, ma il Napoli vince lo scudetto con 12.000 abbonati, forse uno degli numeri più bassi. Vabbè, questo è capitato, vabbè, per la campagna acquisti che le persone a 16, a 18, a 24. Esatto, perché arriva all'ultimo no? I botti finali e in pochi ci credevano ed è inutile negarlo. Quindi un plauso va, e spero che la società ci pensi, a quelli che si sono abbonati quest'anno, prima che poi diventassimo tutti quanti tifosi del Napoli sul carro. Quelli là vanno premiati, perché quelli ci hanno creduto in tempo debito e quelli là vanno premiati. Capisco i tempi che sono, ovviamente bisogna fare economia, vabbè, ma non voglio manco criticare gli A16, perché esattamente, non voglio manco criticare quelli che magari sono messi contro la società, ma io mi ricordo quando il Napoli ha ripreso come si chiama, Santoro. Io e te siamo stati gli unici, e lo posso sottoscrivere, a dire il grande colpo del Napoli. Ma tu l'hai visto che l'immagine a fine partita è Santoro che abbraccia Spalletti? Tu me l'hai scritto oggi, gli amici non lo possono sapere perché la chat privata. Hai detto devi sottolineare, perché Fabio ogni tanto mi dà gli spunti e io non riesco mai nemmeno a farli tutti gli spunti che mi dice Fabio. Però dice devi sottolineare sta cosa, che noi a inizio anno apprezzammo il ritorno di una figura dirigenziale importante che poteva non solo che far bene. È lui che abbraccia Spalletti, quindi dal di dentro si sente, si capisce il lavoro che si è fatto e si sono create delle sinergie importanti. Il presidente che ha parlato 3 volte allo stadio ha menzionato tutti gli ex, Cavani, Lavezzi, Hamsik, Higuain, ha nominato questi qua e poi ha detto e tutti gli altri che ci sono stati. È stato uno scudetto del percorso. Si guarda i video, non c'è dubbio. Poi ha detto lo dobbiamo rivincere. Lo ha detto 4-5 volte. 10 anni per l'Europa l'ho mantenuto, 10 anni per lo scudetto e abbiamo anticipato di 2 e ora resta la Champions. Se l'anno scorso disse voglio vincere lo scudetto e l'abbiamo preso per pazzo quasi tutti, sì. non lo so. Tesoro, io ti bacio fortissimo. Io ti abbraccio. Grazie sempre di tutto e forza Napoli sempre, ma vinciamo. A Famore, che prima si è affacciata. Va bene. Ciao Fabio. Si creano amicizie, Armando dice Spalletti mi ha fatto commuovere. Ragazzi, non vedo l'ora di vederlo, molti me lo stanno mandando, intervista bellissima, grazie Angelo, ringrazio tutti che mi state scrivendo in privato. Appena finisce la live io devo andare a lavorare, però appena finisco di lavorare poi mi riguarderò tutto e domani sarà un video di goduria assoluta, quindi vi iscrivete al canale come state facendo, cliccate sulla campanella, vi iscrivete anche al canale Telegram così non vi perdete le notifiche e godiamo insieme fino alla fine dei tempi. Devo vedermi tutto.
Non sono Gigi. Ah, Vincenzo, il scorno. Ho vissuto i primi 2 scudetti e il terzo lo sto godendo in terra strisciata. Che goduria, forza Napoli sempre, Dios. Grande Vincenzo e benvenuto. Porta la festa anche in America. Amica Bellina, è proprio quello che farò. Io ve lo porterò. Questo è un locale particolare. Si chiama Prohibition. Il proibizionismo americano, quando non si potevano bere alcolici e facevano, sai, i tunnel sotterranei per far bere la gente. Non ci azzecca proprio. Non è proprio l'ambiente, tutto un ambiente dark, sfizioso, però revoterò. Devo far partire un Forza Napoli generale. Vediamo. Ci sta la foto di Osi su Der Spiegel. Io mo devo vedere tutte le cose. Siamo campioni, Salvatore, sì, siamo campioni. Sì, Fabio, allora lo estendo, anche gli abbonati se lo meritano, fammelo fare. Perché prima, capito, quelli che hanno supportato da prima, perché è facile essere tifosi del Napoli quando si vince ed è facile essere abbonati al Valerio Fluido quando si vince. Chiunque volesse entrare, è questo il momento, che poi ci raggiungerà anche Guido per un saluto veloce non si può non avere. Nel frattempo Guido ci sta facendo sapere: la partita con la Roma ci ha fatto capire che avremmo potuto vincere lo scudetto. Perché Guido è fuori casa. Vedi, ecco. Comunque ci sta seguendo e ci fa sapere che la partita con la Roma ci ha fatto capire che avremmo potuto. Questa è una di quelle cose, no? Perché gliel'hanno chiesto pure a Spalletti ha detto non ci sono dei momenti specifico, è quello che ci siamo detti a inizio stagione, vabbè. Però ci sono dei momenti, no? E ce le siamo scambiate queste cose. C'è chi dice il gol di Simeone con il Milan ti dà quell'impressione. Per me andata e ritorno con la Roma sì, perché è un Osimhen che si impone come grande campione, che segna anche con le grandi, che prima non era riuscito a farlo, anche perché ci aveva giocato poco con le grandi. Però anche Osimhen viene da un percorso, anche Osimhen ha dovuto fare un percorso di crescita. E dobbiamo salutare Alberto. Posso dormire così stanotte? Certo che puoi. Qua ce lo mettiamo triangolare. Perché poi non lo tenevamo già, però il triangolino è più bello. È più bello. Un saluto, un bacione a te, a Fabio, anche a tutti i mod, a tutto il canale. È stata una grande avventura, speriamo che vada avanti così. Grande Alberto, ti bacio fortissimo. Un bacione. Ciao. E non poteva mancare il nostro Guido Gentile. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Ho visto gladiatori tatuatissimi crollare al suolo per sospiri d'aria fresca. Ho visto arbitri avere una vista talmente acuta da fare impallidire i piloti della Top Gun. E ho visto altri arbitri essere colpiti da cataratta primaverile. Ho visto manager creare nuovi orizzonti di finanza creativa. Ho visto la lingua italiana brutalizzata da Novelli Cicerone. Ho visto il giornalismo ridotto a servilismo. Ho visto una nazione intera augurare la morte di un popolo, ma calorosamente. Ho visto confondere l'ironia col razzismo. Ho visto calciatori fare tuffi talmente acrobatici o eleganti da fare impallidire Grego Luganis. Ho visto solide amicizie sciogliersi per un rigore non assegnato. Ho visto adulti avere problemi con l'aritmetica o le addizioni. Ho visto figli d'arte urlare come ossessi per un gol o addirittura spogliarsi, anche se nessuno di noi gliel'aveva chiesto. Ho visto tabaccai diventare operatori finanziari
insomma, per attuare nuove forme di investimento. Ho visto predicare l'assurdo e negare l'evidenza. E tutti questi ricordi verranno tramandati nei secoli a venire in tutte le stelle del firmamento. State sereni. Ma per una notte, solo per una notte, facciamo 2, dai. Questi ricordi si disperderanno come sussurri tra le foglie. È tempo di gioire, è tempo di festeggiare, è tempo di amare il Napoli. È tornato campione. Grazie Guido. Ti leggo subito il messaggio di Tore che ti saluta. Ora si gode. Quando ho visto il Maradona tutto illuminato, la lacrimuccia finalmente è scesa. C'è stato un po' di braccino secondo te? Io ti ho scritto a fine primo tempo che stavo preoccupatissimo perché ho visto un Napoli un po' contratto, poi al gol di Osi ci abbiamo creduto un po' di più. Ma la partita è stata veramente brutta, non per demeriti del Napoli. Mi ricordo quando parecchie settimane fa un signore, non so se è un amico bellino, un tifoso, assolutamente con molto garbo, diceva che rimpiangeva un po' i tempi dove si soffrivano, tutte queste vittorie anche larghe. E io, insomma, tra l'altro un'affermazione assolutamente, oltre che onesta e legittima, libera. Però io dicevo, guarda, io mi ricordo tutti i soprusi, le ingiustizie, le offese. Questo scudetto testimonia che, per quanto sia solo calcio, quello che vogliamo, che c'è veramente tanto da lavorare in Italia. C'è molto da riflettere sulle profonde divisioni, sulla violenza verbale, su una nazione che ha tanti problemi, tanti, non solo economici e finanziari, ma se per un argomento così futile come il calcio si arriva a delle forme di abbassamento della dignità umana così alte, c'è veramente molto da lavorare, ed è successo solo con il Napoli, nessun'altra annata. Noi abbiamo visto città dove dire non mi permettete di festeggiare. Guardate che è un concetto veramente grave e triste. Questo non è piagnisteo, a parte che insomma festeggiare per qualunque cosa, che può essere un risultato scolastico, è inutile fare gli elenchi alla Salvini, ma fa riflettere anche oggi, no, le scritte in una città che comunque è una città molto bella come Udine. C'è molto da riflettere. Diciamo una partita brutta perché pensate al primo tempo Anghissà su neanche un fallo radare, era praticamente a 3 metri dalla bandierina della nostra difesa, quindi a 105 metri dalla porta. Il giocatore Ludese è andato a dare un calcione in pressing alto non fischiato, non ammolito, con Spalletti che è andato ben oltre la linea che delimita l'area tecnica della panchina. Non c'è bisogno mai di fare quel fallo, soprattutto per una partita del genere, soprattutto al primo tempo e soprattutto a 105 metri dalla tua porta, no? I calcioni che ha preso Kvara, non mi interessa il rigore, mi interessa quando Kvara è stato letteralmente buttato fuori dal campo. Noi oggi abbiamo visto 3 falli che nel basket vengono fischiati e dati 2 liberi e palla in mano, no? Il classico fallo antisportivo. Una partita proprio brutta, quindi prima ancora che il braccino corto, questi ragazzi devono imparare a rivincere, adesso possiamo dire hanno imparato a vincere, ma è giusto competere, come ho sempre detto, al massimo delle proprie risorse, possibilità, però mi è sembrata una partita brutta calcisticamente, di una squadra che non ha giocato a pallone, non tanto per il 5-3-2, ma proprio perché c'era la volontà di non giocare a pallone, tantissimi falli, molti non fischiati, come il presunto, se volete, rigore. E quando il Napoli, chiudo, non la mette, la subisce la battaglia, mi sono permesso di scriverti anche durante la partita, sì. Noi l'abbiamo visto, non ce la fa, nonostante la retorica che ci ha accompagnato, i cattivi ragazzi, invece è tutt'altro, c'è una squadra che sa giocare in un solo modo, giocare a pallone in modo spettacolare. Quindi la battaglia non fa per lei, ed è già tanto che, scusate, qua il tempo cambia, la primavera siamo tutti inguaiati. È già tanto che ha pareggiato, non per il braccino corto, perché veramente è stata una partita
scadentissima, non per dei meriti del Napoli, scadente come il campionato italiano. È vero che è una squadra che, diciamo, non ha i mezzi, quindi è giusto che si difenda, ma una cosa è difendere, una cosa è proprio essere l'anticalcio, poi verrà, e io insomma ho apprezzato molto l'inizio della stagione dell'Udinese, basta andare a vedere dei video, quindi tante componenti, sicuramente la tensione, la consapevolezza che ormai si è vinto, non è manco più paura di vincere, però ci sono tante riflessioni da fare, la violenza verbale del tifo, cioè anche oggi lavari col fuoco, non siamo napoletani, potevate anche evitarlo, no? Soprattutto perché tutti i riflettori sono puntati su di voi. Cioè, mi lascia molto anche l'invasione di campo. Io fui molto orgoglioso quando vincemmo il primo scudetto, che al San Paolo nessuno, e Garello lo fece notare in diretta, quindi per dire, io non amo le invasioni di campo, diceva ma si è vinto. Da questo punto di vista hai ragione, però vale una stagione che per più di 3/4, forse 5/6 è stata giocata a 1000, e soprattutto si è giocato a pallone. Chiudo, quando si dicevano, e io non ero d'accordo, queste sono le partite che il Napoli non avrebbe vinto, intanto ancora non ha fatto 26-27, quindi vedete che quelle tabelle che io poi vi mostro non sono tanto campate là, a parte che sono numeri veri. Partita che Napoli sporca, ha imparato a vincere sporco. Noi non abbiamo vinto nessuna partita sporca, semmai partite dove si è sofferto di più perché sono state più difficili, ma Milan-Napoli, la migliore partita che ha fatto il Milan, anche più del 0-4 per dire, sì, non è una partita sporca, una partita che altre volte non abbiamo vinto, che noi avevamo vinto vari anni a Milano, però è una partita dove nel corso dei 90 minuti ciascuna squadra ha avuto dei momenti di difficoltà o dei momenti dove l'avversario è stato più forte, più bravo, e quindi ci sono state queste diciamo cambi non solo di campo, di valori di forza all'interno della stessa partita. La partita di oggi, come altre, no, è una partita dove delle squadre hanno un solo obiettivo, no? Intanto non fermare con le buone, con le cattive. Non mi è piaciuto l'arbitro perché ha molto incattivito la partita. Osimhen nel primo tempo ha anche rischiato perché non ce la faceva Puglia, ha detto la quarta volta, ha fatto un tiro di testa, lo vedevo con mio cognato, ho detto incredibile questo giocatore, ho detto riuscito a prendere la palla di testa, quasi faceva gol, e con tutto che è stato tirato giusto per la manghetta, ha detto no? C'è molto da lavorare, siamo per un calcolo fortuito, per i sorteggi in finale di Champions League, può darsi pure che botta di fortuna il Chelsea, no, cioè Manchester City o il Real Madrid arrivano stanchi, però non possiamo essere soddisfatti di questo campionato, non perché il Napoli non ha vinto meritatamente, ha vinto in testa a tutte le classifiche di riferimento, però il campionato è scadente nel tifo, è scadente nell'analisi delle partite, è scadente secondo me anche nel vivere le partite. È chiaro che un tifoso di un'altra squadra è più contento quando vince la sua squadra, ma questo odio non solo non fa bene, probabilmente sono persone che vivono male, che vivono male nel corso della loro settimana. Fabio ti chiede se per favore puoi rispiegare la questione Osi. Ma guarda, ci sono stati fior oggi godiamoci, diciamo, la festa di analisti finanziari. La situazione del Napoli, a prescindere che quelle della Juventus, non l'abbiamo già spiegato, plusvalenze al contrario, nel senso si indicava una cifra e c'era una sorta, diciamo, di accordo, di pressione psicologica con determinate società, e poi si metteva un giocatore a cui appunto si era dato un valore a questa cifra. Ma ci sono state sicuramente delle plusvalenze generosissime di 3 primavera, poi giocatore dell'Udinese, perché poi Karnesis noi l'abbiamo preso con una grande valutazione dell'Udinese nell'affare Meret, attenzione, quindi se lo fa l'Udinese al Napoli va bene, ma insomma al massimo si può dire che è stata un'operazione per fare il contrario, un grande favore al Lille, non certo un favore al Napoli, perché comunque il Napoli 52 milioni li ha sborsati, non c'è nessuna intercettazione dove il Napoli dice qua dobbiamo mettere X e quindi chiamiamo questa squadra. L'abbiamo sempre dichiarata, Valerio, io quando me l'avete chiesto, io fui il primo, dissi che è un'operazione anomala per le operazioni di De Laurentiis, che non ha mai voluto investire così tanto. Higuain 36 milioni, il doppio praticamente di Higuain su un solo giocatore. Il Napoli basta studiare, perché basta studiare nella vita i bilanci, basta studiare quanto sono aumentate nel corso degli anni
l'incidenza delle plusvalenze nella Juve in alcune squadre quanto nel Napoli erano bassissime, e quegli stessi commentatori che adesso fanno i ciceroni senza averne il talento incensavano la Juve perché era bravissima a fare tutti questi soldi con la Champions League. Invece il Napoli non ci riesce, non vuole o non è la sua filosofia. Alla fine il Napoli faceva 1-2 plusvalenze, cioè Higuain, Lavezzi, Cavani, lo sappiamo, tra l'altro giocatori con la clausola, però chi sta cercando di sporcare questo scudetto con questa operazione che è stata più volte che vagliata è un poveraccio. Ci sta. Basta, Ringrazio. dobbiamo dirlo, è un poveraccio proprio. E secondo me è gente che vive male, gente che non ha amici sinceri, cioè, il calcio non può diventare così triste nella vita delle persone, e queste persone secondo me lo vivono con tristezza, peggio per loro, per dire. Ci sta, secondo me lo sfottò, come no, quello che è anche stato salutare, quello che in settimana della Salernitana, perché è anche giusto per loro una soddisfazione, però veramente come vi ho detto, citando chiaramente molto più lungo, perché abbiamo vissuto molte schifezze in questi anni della mia anzianità ormai, il monologo finale di Ruttenhauer in Blade Runner, insomma, è facilmente riconoscibile. Mi sono ho preso in prestito le parole del grande attore, purtroppo scomparso qualche anno fa. Una cosa è l'ironia, una cosa è, diciamo, anche la scoppiettanti diatriba linguistica che ci può essere tra contrapposizioni calcistiche diverse, ma noi appunto stiamo confondendo, e non è confondendo, quella che è l'ironia con razzismo, con la volgarità, a volte anche con frasi che sono al di là della diffamazione. No, poi molto spesso basate sul falso, quindi poi sono i terrapiattisti. Ringrazio Tore che ha preso la bandiera, tra l'altro da lui ideata, perché il finalmente col 3 è roba di Tore Falanga, e ce lo ruberanno come ci rubano un pochino tutto. Valerio, tu hai un debito di un video, perché non la devi far passare. Hai ragione. Lo so che la cronaca che tu segui con una perizia e una professionalità e una costanza che sono ammirevoli nel firmamento, e qui non c'è ironia rispetto però scusate se lo dico in diretta, così ti rimprovero in diretta, quello non è un caffè sospeso, perché tanto anche, diciamo, tirare le orecchie a chi si è comportato in maniera poco corretta, diciamo, non c'è ritardo, cioè non cade in prescrizione, però sì, hai ragione. Quindi non è nessuna colpa, però va fatto, non è oggi, non è questa la settimana dove va fatto, però sarà mia premura. Ci ricordano, Francesco ci ricorda che Tommaso Starace è l'unico che ha vinto 2 dei 3 scudetti. Mi fa molto ridere che io sono in trasferta in questo periodo, ma non è tanto questo, no? Perché io non ho mai, quando me lo chiedevate, mai detto chissà dove è stato là, quindi a un certo punto è vissuto così. E quando ero sull'aereo, no, pensavo, a parte delle battute con le mie splendide accompagnatrici, che non sono, cioè, la mia compagna di sempre, la sua migliore amica, si scherzava, e io pensavo a questa cosa qui. Napoli ha vinto la sua partita, la prima partita in Serie A di questa nuova gestione, la gestione De Laurentiis, non in casa ma con l'Udinese 0-5, dopo che aveva perso 2-0 una partita strana col Cagliari in casa al San Paolo, e dopo che era stato contestato già durante il ritiro e dopo quella prima partita: ma che cosa avete preso? Noi vogliamo i campioni, vogliamo i e poi fece un 0-5 con l'Udinese e vince il suo scudetto a Udine. Quindi c'è in realtà quelli che la Salernitana, così si salvano tutto, la Fiorentina, 8 giornate. In realtà, se proprio vogliamo dire la ciclicità di questa bellissima favola, è tutta De Laurentiana, c'è un termine che ho appena inventato, da Udine a Udine. Bello. Ringrazio Claudia che scrive semplicemente un grazie con tanti cuori azzurri. Ivan dice: io non riesco del tutto a risultare come i nonni che hanno visto passare di tutto nella propria vita, Serie C, B, ora da vecchi possono pure morire felici perché i nipotini sono felici. Ci sono tante storie, Guido, dei padri che volevano festeggiare con i propri figli, c'era questa paura di non poterlo mai fare, ed è una bella soddisfazione per famiglie di tifosi, no?
E si va in un territorio bellissimo, per quanto chiaramente intimo e delicato, dove ogni storia ha la sua letteratura importante, bella, a volte anche triste a suo modo, no? E non possiamo colpevolizzare, tra l'altro ci sarebbe molto da dire su scudetti scippati oppure persi a photo finish, insomma. Quello che invece dovremmo pensare è questo, nel senso che è solo come sempre il mio punto di vista, che questi pensieri sono molto belli, sono molto nobili e sono legati a un'idea romantica che dovremmo recuperare del calcio, ovvero che il calcio, anche con, diciamo, con rivalità, era una forma di comunione, condivisione. Mi ho sempre detto questa cosa tu ti trovavi d'estate, una località di montagna, vedevi dei bambini, quando eri bambino un po' più adulto, giocare a pallone, posso unire, ti mettevi a giocare, nessuno aveva la maglietta della squadra, il tondino tra i capelli e imitava i vari pseudo campioni. Poi ecco, si era di città diverse, di squadre diverse. È una delle forme più belle, la forma di condivisione delle emozioni che possa essere data da un concerto, da una partita, no? È che si è un po' persa, secondo me è anche sbagliato godere in maniera esagitata e perversa delle sconfitte altrui. Ripeto, una cosa è lo sfottò, un'altra cosa questo godimento, perché insomma il godimento dovrebbe essere la gioia data dalla vittoria, ma la cosa più importante proprio il dividere, se non addirittura amplificare questi momenti attraverso proprio la condivisione. E il fatto che tu non possa farlo, tu chiunque, no? Perché nel corso di questi anni sono venute purtroppo a mancare tante persone, e avere il pensiero costante invece di volerlo dedicare, di anche immaginare come sarebbe stato questo momento con loro, secondo me è molto bello, molto nobile, e riporta un po' indietro la lancetta degli anni, ci fa ritornare a un'idea del calcio, non voglio dire più nobile, ma più sana, permettimelo. È bello, è tutto bello, arriva con non arriva all'improvviso, perché eravamo preparati a questo scudetto, però non va considerato meno importante solo perché ce lo aspettavamo. Io questo vorrei sottolinearlo fino alla fine, perché poi sento quasi come se fosse una cosa dovuta, e invece non lo è affatto. Ma che cosa poi è dovuto nella vita? Che cosa è veramente scontato? Ripeto, premesso che stiamo parlando di pallone, per quanto a Napoli il pallone, no, il calcio è vissuto in una maniera unica, non dico bella, più bella e migliore, la migliore di Flamengo, ma unica, cioè è difficile per un non napoletano Capire, capire, immedesimarsi. ed è assolutamente, secondo me, sbagliato non solo spiegarlo, raccontarlo, perché come l'amore lo banalizzi, cioè qualunque storia d'amore per se stessi è la migliore, è speciale. Se racconti una cosa, cioè, ma è un fatterello, cioè questa cosa, siete andati lì, a meno che tu non sia un genio della letteratura e riesci a rendere universale l'individuale, no? Perché poi invece ci sono episodi. Vabbè, sei un genio della letteratura, della canzone. In questo caso devi provarlo e basta. Però se non sei figlio di quella terra, di quel percorso, la cosa bella che mio fratello mi ha mandato immediatamente le immagini, è sceso sotto casa, lui che non è tifoso, che c'ha lezione, di gente che festeggiava in un quartiere tutto sommato popolare, ma molto molto freddo rispetto ai quartieri più caldi, invece c'è un bordello incredibile. E questa è la parte bella, no? Anche chi non è veramente tifoso, non si interessa, o addirittura lo trova abbastanza irritante il calcio, lo sport, no? Rimane in un certo modo contagiato, oppure c'ha il pensiero, no, di condividere, di donare un pezzettino di questa esperienza agli altri, a chi in quel momento non si trova.
può trovare. Questa poteva essere, mi sono molto amareggiato di come l'ha presa l'Italia questa cosa, poteva essere una meravigliosa esperienza, non significa che uno juventino, un interista deve essere felice, tra l'altro di determinate tifoserie hanno frange di persone discutibili, diciamo. Però questa contagiosità, io rimango decrescenziano, cioè voglio credere che in ogni persona ci sia comunque un lato buono, un lato di uomo d'amore che poi alla fine scavando emerge. Sicuramente sbaglierò anche in questa analisi nella vita, però ho detto, quello che ha vissuto questo periodo la città è stato molto bello e non molto sbagliato, cioè questa prepararsi con addobbi spontanei, questa riempirla di colori, di bianco azzurro, anche con vestiti poveri. No? Ci sono stati dei condomini che avranno speso anche soldi, non il reddito di cittadinanza, perché hanno organizzato striscioni anche molto belli, molto eleganti, molto grandi, alcuni condomini a ogni balcone tranne uno, vedete? Però ci sono stati condomini, strade uzze, dove veramente ciascuno di noi ha messo anche un semplice lenzuolo azzurro, no? È come simbolo. Questa cosa che non avviene nelle altre città, no? C'è il festeggiamento, si va nelle piazze principali, insomma, ci si ubriaca, poi c'è il tour del pullman. Invece questa cosa è tipica, no, della città, e sono stato molto contento che è tornata come quando si vinse il primo scudetto. Quindi vederla così festosa, no? Come i festoni, secondo me era bello, cioè proprio già da un punto di vista cromatico e da un punto di vista dell'energia che ti trasmette. E infatti è stata apprezzata moltissimo più dai turisti delle altre nazioni o turisti di altre città che non tifosi, che non di questi pseudo tifosi che secondo me questo, ripeto, non è un modo, ma è solo una mia opinione, sano di vivere il calcio, il tifo. E secondo me queste persone si stanno avvelenando l'anima. Però sono contente loro, per dire, non sono un maestro manco del bagno di servizio di casa mia, posso essere mai maestro di vita di persone che non conosco, per dire, no. Assolutamente. E Guido, e ti faccio salutare anche Vincenzone, il nostro Ciao! Come stai, Vincenzo? Stai festeggiando? Oh, mamma mia, che non di caffè! Mi sono bevuto tutto il Bellini che c'avevo, l'intera bottiglia. Ah, grande. È che avevo detto che volevo scendere, ma dove scendo? Stavo tutto ubriaco da quando abbiamo incominciato i festeggiamenti a fianco. Ma sono fuochi d'artificio che sento ogni tanto? Sì, diciamo, mia madre sta vedendo, non lo so che sta vedendo qua, però stanno facendo caroselli, cose varie, trombette, eccetera. Bellissimo. Grande Vincenzo, sono contentissimo di poterti rivedere, perché con Vincenzo ci siamo visti per un caffè a San Paolo, fuori a Maradona. Mi fa piacere poter festeggiare anche con te. Salutiamo e ripetiamo. Ciao Vincenzone, un abbraccio. Ripetiamo. Sì, ripeteremo appena mi posso organizzare, torniamo. Ciao. Se il nostro amico non si beve oggi una bottiglia di Bellini, tra l'altro saggiamente rimanendo a casa, quindi non correndo nessun rischio quando la deve bere, ripeto, è quella gioiosità che io dicevo, no? Esatto. Deve essere anche spontanea, genuina, festosa, no? Festosa. Forse t'ho detto, questo poteva essere un grande esempio, ripeto, al di là del calcio, incominciare a ritrovare il sorriso, cioè una cosa che tu avrai notato, a parte insomma certe arretratezze delle infrastrutture, delle facility, come si dice in Italia, è che si è un po' incupita, cioè oggi Fellini non farebbe certo tipo di film, perché siamo tutt'altro che Via Veneto, il bel paese, la dolce vita, anche se la dolce vita era una critica sociale non da poco, per dire. E vedere questa esplosione di gioia che poteva diventare estremamente contagiosa, invece acredine, invidie, insulti, ripeto, lo sfottò è una cosa giusta, legittima, anzi ti
ti dà il sale della vita, poi dà la possibilità a geni come Peppe Iodice, dice no, ma quello era brutto tempo, la Sì. non è mia, quindi le foto non venivano bene, vedi, anima poi la genialità dell'ironia. C'è stato uno striscione che ho mandato mio fratello sulla Salernitana, quindi quelli sono gli sfotto che fanno anche bene, no? Fanno, beh, ma noi abbiamo visto in corso di questi anni sempre meno sfotto e sempre più violenza verbale, e questo Valerio, è uno spartiacque, quindi che non vi ti serva sento. di lezione, forse sentendo qualcuno, di Diego, ritrovare la gioiosità nel calcio, la gioiosità. Diego, non ti vediamo, però se abbiamo Ah, sentito la tua voce. connesso male. Però ti sentiamo. Vuoi provare a rientrare? Non ti sento, mannaggia. Ok, facciamolo rientrare. Nel frattempo siamo testimoni di un momento d'amore, quindi non possiamo che esserne felici. Oggi la giornata giusta per la proposta di matrimonio. Ti amo Cristina, Luigi ci dice Forza Napoli, ti amo Cristina, è una cosa bellissima. E ringrazio come sempre Valeria, talmente felice, ebrea, euforica, campione d'Italia, che nella fretta di uscire a festeggiare ho dimenticato le chiavi in casa ed ora sono qui fuori come una cretina. Stay tuned. Valeria, ma come faccio? Come rientri? Devono rientrare tutti. A me è successo una sola volta per emozione, vedi, siccome una volta non coprì per alzarmi, qualcuno pensava che avessi il pigiama, e fu solo una forma di educazione, perché mi sembra scorretto alzarsi me. E siccome voglio dare un suggerimento, poi ciascuno può fare quello che vuole, fu abbastanza traumatico quella volta, proprio per un'emozione che non vi racconto, rimanere fuori casa, che da quel giorno io me le leggo. Non si può dimenticare. Perché o esco in mutande e mi arrestano, oppure non me le posso dimenticare. Quindi la signora che ci faccia un testimone gioiosamente di questa Bellissimo. l'emozione capita a tutti di dimenticanza, e io ho detto beh, così non me ne posso scordare. Ed era il primo anno di università, quindi avevo 19 anni, quindi E l'incoscienza. un'incoscienza, con un'emozione fortissima, ormai uscì, e mentre si chiudeva a casa ho detto le chiavi. Senti, nel frattempo sono troppi, non riesco a trovarlo perché sono troppi gli account ufficiali della Juve. Il tweet di complimenti al Napoli piccato della Juve, come stanno rosicando? Non lo riesco. Quindi non so dirvi. Se me lo citate posso dare un commento. Juventus FC. Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni, non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto. Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni, non potevamo esimerci. In realtà De Laurenti si rifaceva. È vero, ma capito, non potevamo, cioè non lo fanno con piacere. State dicendo ufficialmente che non lo fate con piacere spontaneamente. Dice, visti i complimenti ricevuti in questi anni, non potevamo esimerci, con la faccina che ride. Hanno perso la bussola, io lo dico ufficialmente. Sono completamente fuori binario e fuori registro. Secondo me, che ho molti più anni di voi, è solo un'opinione legata a ricordi storici. Prescinde quelli che potevano essere spifferi, congetture, cose, la Juve aiutata dagli arbitri, Agnelli, come dire. C'era una sorta di invidia perché comunque vincevano tanto, anche se loro non vincevano il triplo, il quadruplo, perché poi non si capisce con l'aritmetica quanto hanno vinto. Però togliete gli zotici che ci sono purtroppo in percentuale minima in tantissimi posti, cioè, però una sorta di invidia di cose era data da questa ragione, che non era mai cattiva. Io uno dei ricordi più belli il mondiale dell'82, l'Italia era quasi tutta juventina, però permettetemi, passare da Scirea a Bonucci, da Zoffa a Buffon È tosta da accettare. è tosto. E dice, ma allora non sei napoletano? No, è che comunque non riuscì proprio, a parte io non odio nessuno nella vita, manco quelli che non mi pagano, per dire, per quanto non li stimi chiaramente, non è che li voglio bene,
quindi non riesco a manifestare questo sentimento che è troppo dispendioso dal punto di vista proprio emotivo. Disprezzo a volte qualcuno. Ma c'era grandissimo rispetto. Io Zoff è una persona che non ho conosciuto, ma ogni sua dichiarazione è una perla rara di misura, di saggezza. Ha giocato anche nel Napoli rispetto a Scire. Questa nuova, che non è più trascurabile, perché non sono 2 anni di questa nuova Juventus, perché sono parecchi anni questa, diciamo, gestione Agnelli, Andrea e anche quella precedente, perché anche quella è oggi Giraldo Bettega. Beh, l'odio è dettato dal modo con quale hanno approcciato il calcio, no? E non parlo solo di vittorie, le plusvalenze. Chi incominciò a festeggiare anche le singole partite sulla curva tenendosi per mano fu la Juve di Conte. Sorry, è partito la live di Osimhen sul cellulare. Diciamo, e mi ricordo che quando lo fece il Napoli, alcune partite che stavano andando bene, ottavo per lo scudetto, ci furono le critiche da tutto Spada Torino, eccetera, dimenticando che era Conte che aveva inaugurato. Poi se l'ha fatto anche qualcun altro, un imbecille di turno, diceva vedi questa volta, però lo facevano ogni partita. Un certo tipo di arroganza, cioè avere il numero di telefono di capi ultra che sono collusi con l''ndrangheta, non la trovo una cosa normalissima. E non penso che mai in tutte le vite delle vite, manco se rinasce 50 volte il compianto e grande signore dello sport Scirea abbia mai fatto una cosa, ma manco nella versione del multiverso, quello malvagio di Doctor Strange, per dire. Quindi è cambiato, no? Quindi anche questo rifarsi sempre qua è a Juve degli Agnelli, quelli classici, quelli medi, di Gerardo Betti, o questi. E siccome non sono più 2 anni, questo post, l'avvocato Agnelli mai e poi mai, cioè, Esatto. immaginate, ma mai e poi mai. Non spetta a noi criticarlo, commentarlo, può non piacerci, perché almeno questo lasciateci il diritto di apprezzare. Io mi ricordo che l'avvocato Prisco, che non era napoletano, una delle battute più, se volete, geniali nella sua finezza e perfidia, no? Disse: un mio desiderio in punta di morire, vorrei che poi la letteratura, alcuni dicono milanista, alcuni juventino, vorrei essere juventino o milanista, così toglierei un tifoso in più. Ma è geniale, cioè, non sto citando appunto un giornalista, un tifoso, è geniale, ma questo è il sale della competizione, perché significa alzare l'asticella anche nella battuta, nell'ironia. Questo mi sembra il bambino piccolo che ha perso, si porta a casa il pallone, il viziato che butta il tavolo del risico in aria. Bambino vinciuto. Sì. Vinchingo dice: sono uscito adesso dalla Dacia Arena, quindi stava allo stadio. Che serata meravigliosa. Hanno provato a rovinarla dei pseudo tifosi dell'Udinese, tra l'altro ci hanno costretti a restare nello stadio fino a poco fa. E quindi abbiamo testimonianza di quello che mi stavano raccontando. Io ho staccato ci sono stati episodi, poi vedremo i video, voglio vedere e voglio indagare con precisione prima di aggiungere stupidi commenti che esasperano gli animi. Quando io ripeto, mi piacerebbe che il calcio ritrovasse la gioia, il calcio, non il Napoli, il calcio. Eccomi anch'io, arriva anche Jacopo, mi perdonate, sono in più che in ritardo, vi ascolto da ora e poi la riprendo dall'inizio. Va benissimo Jacopo, ma figurati, anzi per me è un onore assoluto, e me lo scriveva qualcuno qui, dice: se trovo il modo di far vedere le partite è fatta, li distruggiamo proprio da Zona e Company, perché cioè, gli amici che stanno qua sono veramente i miei eroi, che non stanno guardando trasmissioni che fanno vedere immagini vere e proprie e ascoltano noi, è più che un onore. E saluto anche Diego, che non si è riuscito più a riconnettere, non va la connessione. Un saluto e un abbraccio da Napoli, siamo campioni d'Italia. E Diego ci scriverà qualcosa di suo pugno a breve, che noi abbiamo dei letterati che ci seguono e mi onorano della loro amicizia. Ma questa è come sempre, scuso se mi ripeto, ma in questi tempi è meglio essere a volte ridondanti, per quanto lo trovo irritante.
è solo una mia opinione, non è una regola di vita. Secondo me è una gioia, una soddisfazione da godersi per molto tempo, non perché uno non debba rivincere, non estemporanea come a volte è la vittoria di tanti scudetti, ma d'altronde è sempre stato così per un tipo di generazione vivere questa squadra speciale. Io ricordo, me l'ho già citato una volta, che ero andato a far vedere il San Carlo a mia compagna che è siciliana, che ama oltremodo il teatro, ve l'ho già detto. E è uscita del San Carlo, insomma, ci mettiamo a parlare con uno sconosciuto che non c'entrava niente, che era attaccato a Napoli, è tutto un teatro, e poi a un certo punto la cosa si piegò sul Napoli. Poi quando ci sono, ma abbiamo risolto qualcosa, disse lui, no, però abbiamo passato un buon quarto d'ora, e c'è questo ricordo stupidissimo, se volete, simpaticissimo, però è il modo di vivere questa squadra, no? Quindi pensate, ed era l'epoca di Mazzarri, quindi non propriamente il Napoli, anche se Mazzarri fosse uno scudetto, quello preso dal Milan di Cassano, però diciamo non era il Napoli scintillante, eppure insomma è tornato in Serie A, veniva anche da una stagione zoppicante, quella del passaggio di Condestagni di Donadoni, però il modo proprio di vivere, di soddisfarsi, no? E questo, figurati, dopo aver vinto nel corso dei mesi ci sarà un ricordo, un'emozione, un ricordarsi una cosa che in quel momento non ti ricordavi, oppure una persona ti fa ricordare un momento di una partita, dice hai ragione, è bellissimo. Ecco, quindi godetevelo più a lungo possibile, ma non perché non si debba rivincere, non fateci aspettare 33 anni, perché era il modo non esasperato, come alcuni miei colleghi, come li chiami tu Valerio, in queste settimane puntavano la data, vi dico io quando il Napoli, fate i conti, mamma mia che ansia. Complimenti da un milanista, siete stati fantastici, Teodoro. E Francesco Fucci dice Napoli è l'acronimo di nessuno l'aveva previsto, ma oggi l'impresa. Vedi, poi questo ognuno si può sbizzarrire, trovare forme di congiunzioni astrali, ecco, è lo spirito giusto quello che sto dicendo, cioè la gioiosità di trovare anche una forma lessicale carina. Io insisto, oggi voglio insistere su questo punto, cioè di gioia, amore, condivisione e condivisione a come ci hanno indicato nel corso di queste settimane con grande delicatezza tante persone, tante tuoi amiche bellini, amici bellini, purtroppo anche con chi fisicamente non c'è più, però non è colpa di noi, no? La vita purtroppo è fatta anche di quel momento, però è bello, ciascuna persona troverà sicuramente la fantasia, il modo di legarlo, di condividerlo anche con chi, ovviamente è molto più facile con chi è presente. Buonasera Vale, Guido, campione nonostante le cattiverie, il razzismo, giornali e giornalai, tv nazionali e privati, arbitraggi ambigui, VAR, lacrime di gioia per questi ragazzi che mai avrei pensato potessero. E Rosso ci chiede quando ce lo cuciamo lo scudetto sulle maglie, lo scippiamo al Milan dalla prossima stagione. Eh sì, da regolamento dobbiamo aspettare. Sì. Un'altra frase che ci tengo di nuovo a sottolineare è puramente personale, non vuole essere assolutista o dogma. Secondo me questo è uno scudetto molto più difficile degli altri due, ma molto più difficile. Non perché da un punto di vista calcistico sia il primo fu più difficile perché era molto più equilibrato il campionato, tra l'altro a 16 squadre, il Napoli era l'unica delle 16 squadre ad avere un solo straniero, poi non si era mai vinto, molto calcisticamente di grande qualità. Quello di Bigon veniva da 2 scudetti, abbiamo già fatto questa analisi, veramente scippati in un modo o l'altro, un discorso troppo lungo. Però il secondo scudetto, c'erano Napoli e Milan molto più forti delle altre, infatti in quegli anni si sono. E il sistema ancora non era come adesso. Adesso il sistema non è più calcio industriale, è calcio professionistico, con calcio industriale, con calcio finanziario.
con tutto quello che è avvenuto, ovvero far vincere determinate società, solo 2 per tanti anni, ha contaminato anche il modo di analizzare di troppi colleghi, no? Cioè, molte persone, sarà per mancanza di coraggio, convenienza, sarà che proprio tu non riesci più a vedere, perché dire che Milik subisce fallo dello Botka, no? Quando lui dà il calcio, cioè significa che tu a un certo punto sei talmente corrotto, non parlo di corruzione che tu tangenti, ma proprio quando tu non riesci proprio più a vedere le cose, l'ho già fatto. E secondo me questo calcisticamente, proprio per questa cosa, quello era calcio professionistico quando ha vinto il Napoli. Il secondo scudetto, quando Berlusconi è entrato ormai a grande impresa e incominciò a renderlo calcio industriale, che poi è diventato industriale dal 91, da dopo Italia 90. Questo è calcio ibrido, dove Napoli non è una società per azioni, non è calcio finanziario, addirittura è una società familiare, chiaramente è una società diciamo, per azioni non quotate in borsa in questo senso. Ma vincere con un trentennio di dominio di una sola asse, Milano-Torino, e se non fosse stato per Calciopoli, Milan e Juve, guardate che è veramente epocale. Ed essere stati i primi, che non sia Milan-Juve e l'Inter solo perché poi le anticipazioni ci hanno fatto capire come andava un certo sistema, quindi prima della Roma, che pure l'ha sfiorato, forse lo meritava con Spalletti, eccetera, questi ventenni chiaramente, perché poi la Roma del Giubileo da Lazio, ma non tocchiamo poi quegli scudetti. Significa veramente da un punto di vista sociale, oltre che calcistico, qualcosa di rottura, che adesso verrà enfatizzato perché comunque la città è in festa, poi verrà un po' banalizzato, invece è molto più difficile. Secondo me è molto molto più difficile. Però questo non è un bene, Valerio, che sia stato molto più difficile, significa che qualcosa è andato storto. Io ripeto, non esiste, parlo da amante dello sport, pensa, che il Torino ormai non abbia nessuna possibilità di vincere, una città è una squadra gloriosa. Da un punto di vista poi invece napoletano è importante, ed è importante anche vincere coppe e coppette, eccetera, perché io sono convinto che poi si andrà verso un ibrido che non è proprio l'NBA, perché non tocchiamola proprio in me. E non so poi alla fine quale sarà il biglietto d'ingresso, di invito, non solo finanziario. Quindi avere più titoli in banca, che in questo momento il Napoli è indietro, ovviamente a parte Inter, Lazio e Juve, anche a Inter, Milan e Juve, anche alla Lazio e alla Roma. Però intanto la Roma come scudetti raggiunge, quindi come titoli complessivi, in Coppa Italia, Supercoppa, e intanto ha raggiunto la Roma come scudetti, che prima era 2 come la Lazio. Quindi è importante perché molto, molto da tantissimi punti di vista. E l'unica pecca di questa stagione non è affatto, come qualcuno pensa, ancora ci sta ricriminando l'uscita dalla Champions League, che dovevamo provare a vincere la Coppa Italia. Tra l'altro una Coppa Italia molto modesta con questo. Quella è l'unica pecca, e anche Spalletti non ha mai presa la leggera. Per il resto, insomma, trionfale la stagione, quarti di finale con 7 vittorie in Champions League, 5 su 6 ai gironi con quelle partite. È di un calcio che per pochi, infatti vincono pochi. Beh, È un calcio per pochi. Ringrazio ancora Enrico che ci dice: Guido e Valerio, grazie a voi per il racconto, e mi andrò a vedere, perché Dr. Isaac Young è una giornata splendida, Valerio, ed è bellissimo vedere la gioia tua e di voi youtuber che ci avete accompagnato anche nei momenti bui. Addirittura il Fu si è fatto vedere piangendo, ti vogliamo bene. E mi ricordo il Fu Sarrista, si chiama questo youtuber, che di solito fa sempre video solo con la voce, e ha rotto, così dice, ha rotto il silenzio, ma ha rotto la barriera evidentemente della visiva. E Spalletti un tantinello piccato, ha detto: ok, abbiamo vinto lo scudetto, da domani me lo godo, ma ora penso alle cose meno belle, una delusione, volevo passare il turno in Champions. Se l'è segnata. L'abbiamo già analizzato, c'è molto da dire, volendo da rimpiangere su quelle 2 partite da tanti punti di vista, non solo qualcosa che non ci ha convinto, diciamo, dentro il campo, ma poi la sfortuna di non avere attaccanti, anche la sfortuna,
o diciamo la mancanza di freddezza sotto porta, cioè, si poteva benissimo fare di più, anche la sfortuna che veramente per 2 centimetri, insomma, Rachmani non tocca quella palla sporcandola, però ormai è andata così, che è importante, ve lo dissi, che sia non di la lezione con le frasi retoriche, abbiamo imparato questa cosa è costruttiva, no. Ma non è vero, infatti non abbiamo imparato niente. Che sia esperienza, perché intanto tu l'hai fatta, se non superavi gli ottavi non la facevi, e che deve diventare continua questa esperienza, in modo tale che poi quando tu hai quelle qualità che già potevi avere quest'anno, ma anche l'esperienza, non solo in campo, anche societaria, da evitare il giorno prima di una partita così importante gettare, insomma, frasi non proprio carinissime alla camomilla nei confronti anche perché le rivoluzioni si fanno dall'interno, le rivoluzioni dall'esterno sono sempre rivoluzioni armate, quindi uno deve scegliere se vuole fare la rivoluzione francese o se vuole fare una rivoluzione all'interno. La rivoluzione all'interno è tu ti fai eleggere, crei alleanze piano piano e diventi forte con le tue alleanze, forte anche con un certo tipo di comportamenti. Ci sono 2 strade per fare poi c'è anche la strada, diciamo, di chi segretamente creava la Superlega, che diciamo, però diciamo è una filosofia. Io penso che è abbastanza intuibile qual è la mia filosofia per una, diciamo, rivoluzione democratica interna pacifica di qualità, è più lunga però la strada, attenzione, molto più lunga. Guido, chiudiamo così, visto che tu l'avevi detto anche prima, che il Napoli deve chiudere bene, non deve sbracare e deve onorare il finale di campionato. Godiamoci il percorso fino alla fine, dobbiamo vincere contro l'Inter, ma non solo. Io mi aspetto un po' di turnazioni e di vedere cose belle anche da quelli che hanno giocato di me. Allora, molti di voi ormai sanno la mia assolutamente serenità nei confronti di chi dicono quello è diventato quello. Io sono preoccupato, l'ho scritto in settimana a Valerio, di 2 partite col Monza, che ha fatto una stagione pazzesca, ragazzi. Primo anno in Serie A e vedi l'inesperienza, però c'ha Galliani è partito con 5 sconfitte di seguito e Galliani disse una sola frase e ci ha tenuto che questo spiffero, perché c'è un uomo di grande esperienza, arrivasse anche, diciamo, ai media e all'opinione pubblica. Non ci abbiamo messo 110 anni, quanti sono, non mi ricordo quanti, per arrivare in Serie A, per andare via subito. Messaggio 1 forte e chiaro. Ha fatto una salvezza tranquillissima e mancava un po' che lui ha detto no, per l'Europa, diciamo, il primo anno. Ed è una squadra che ha delle qualità dove tu puoi avere le motivazioni, e anche con l'Inter, perché l'Inter ha un calendario pazzesco, difficile, e c'ha anche la Coppa Italia, la semifinale, no? E dice però le motivazioni no, perché Napoli, io ripeto, a prescindere da un punteggio onorevole che si avvicini il più possibile, a questo punto scordate di 90 punti, cioè 87, ma è giusto che oltre a competere in maniera come tutte le squadre che ci hanno affrontato, non con quella cattiveria, perché ne falli così cattivi noi facciamo, è giusto che faccia il suo dovere per quanto riguarda la corsa Champions, come lo fece con l'Atalanta. Poi spetta agli altri partite di queste squadre guadagnarsela sul campo, perché diciamo col Monza perché la vedo una partita difficile, con l'Inter perché poi si dirà no, ma l'Inter aveva motivazioni perché il Napoli ha già vinto lo scudetto, ma tutte le partite da adesso in poi io spero che si torni a una certa leggerezza, sicuro. Osimhen, io vi avevo detto, guardate, servirà un mese, scordatevi quei come li chiama Valerio, quei colleghi, però scalpita, vabbè dai, mi fate, se no sembra che cincisco verbalmente, ma che non significa questi sono quelli che vogliono il male del Napoli, no, questa è gente che sa che significa, vedo un bel messaggio e adesso il Napoli trova la leggerezza di testa, anche di gambe, e torni in queste ultime partite, vedo un messaggio che condivido, non so perché. Perché l'ha disegnato lui e si deve prendere la soddisfazione della no, io non mi do via nessuna soddisfazione, volevo soltanto però così non te lo possono prendere bene. Hai tagliato pure i capelli!
ma ci ho fatto, togli capello, ma ci ho fatta. Sei bellissimo. Tore, così possono... Volevo... Scusami Guido, non No, volevo... dico così, ti devo rimprovare, non te lo possono prendere bene perché poi gli devi far lavorare mezz'ora che prendono il fondo, devo chiamare qualcuno, quindi fallo bene perché altrimenti non gli dai da lavorare. Insomma, A dire la Prego, verità, l'altro ieri stavo con la mia compagna, stavo in un negozio di cosmetici, ho guardato una tintura azzurra, ho detto quasi quasi. Io Non lo so, ci stavo ancora pensando, però vabbè. Io lo devo fare. Io volevo soltanto, visto che forse era orario, visto che erano le ultime battute, e allora Sì. volevo... questo voleva essere il mio messaggio. Grandioso. che mi sembra di qualità. Ma, vabbè, di qualità, non esageriamo, però... Valerio, durante la pandemia, io che sono contrario al cinema in streaming, eccetera, tutto, diciamo, il mio pubblico, soprattutto la parte femminile, per ragione della mia compagna, mi chiese di fare arrivo subito al punto di qualche sera, ho detto guarda, ci vediamo tutti insieme, cioè dicevo ci vediamo tutti questo film perché ovviamente non potevamo vederlo, quindi ciascuno a casa sua, e poi io ve lo presento prima e lo commento dopo, invece ci vediamo via web tutti quanti. Lo feci per 3-4 appuntamenti, poi dissi non è il mio mondo. E una gentile scappata di casa che si intrufolò disse Guido mi hai deluso, ti tingi i capelli. Non so perché mi vedeva, tra l'altro in web sembrano molto più bianchi, non perché mi voglio non mi sono mai tinti i capelli, mi verrebbe da tingerli blu, mandargli una foto, vedi adesso me li sono tinti i capelli. Esatto. E io poi gli spiegavo, credo che almeno questo si sia capito, che sei un tipo calmo, educato, guarda ti assicuro che non mi sono, mi hai deluso, non mi sembravi il tipo che di maschio che ha la crisi di mezza età. Ho detto guarda che non mi sto tingendo i capelli, tra l'altro poi in pandemia, e questo era fissato, ogni volta veniva e diceva che mi ero tinto i capelli, cose che non ho mai fatto in vita mia, a parte che sono troppo piccolo per certe cose. Ho detto mi verrebbe da tingerli veramente e mandargli la foto, tra l'altro è Juventino, ma questo per puro caso. Non è una critica, ho detto che poteva nascere, perché ho detto guarda adesso me li sono tinti i capelli, però sono troppo piccolo per certe cose. Nel salutare anche Rita, a cui mando un abbraccio, e Polly, che immagino stia festeggiando in città perché giustamente se lo merita. No, l'hanno già arrestata Polly, secondo me. Sicuramente lei è una facinorosa. Ragazzi, io vi amo tutti, vi bacio, vorrei leggere ancora altri messaggi, ma il che fare mi spinge a dover chiudere questa live. Soprattutto qui dormo io. Abbiamo fatto a me no. Guido, c'è fai i capelli blu, Guido. Ci facciamo tutti e tre. Tore Falanga, un bacio gigante. Potrebbe, ma solo per lo sfizio di mandare lo screenshot a questa gentile signora. Sì, mi sono tinto con anni di non per colpa della pandemia. Scusate questo aneddoto totalmente inutile, ma quando stanno schiattando un corpo? Guarda, vi faccio vedere una cosa, questo è il contenitore, ma per puro caso, del mio portatile, del mio computer. Di che colore lo potevo comprare? Colore. È un colore a caso. È un colore a caso. Diciamo, è un po' consumato, quindi non l'ho comprato oggi per l'occasione. Quella lunghezza d'onda mi ricorda qualcosa, mi ricorda Sì. Un qualcosa vicino al blu, all'azzurro. No, perché quando qualcuno diceva a Valerio che io ero un intruso juventino e Valerio poverino si spendeva, guardate che lui è fissato con i numeri della statistica perché cerca di essere serio e quindi divide i fatti, i numeri poi e io ridevo perché ho detto vabbè tanto non li dobbiamo né convincere né mi devo giustificare, ho detto anche la custodia del computer è colore azzurro Napoli, mi dispiace. Io ho i calzini del Napoli. Noi, ciascuno di noi ci porta l'azzurro da qualche parte, perché soprattutto quando non vive più a Napoli, e questo perché subiamo di più la nostalgia. Non voglio dilungarvi, io ringrazio come sempre l'invito di Valerio. Oggi non ho salutato all'inizio le amiche Bellini e gli amici Bellini perché ho introdotto subito questa sorpresa, spero che sia piaciuta. Chi la sa interpretare la interpreterà. Grazie ancora a tutti della pazienza, divertitevi gioiosamente, ecco, non con tutti, gioiosamente. Un abbraccio a tutti. E le sorprese
perché poi qualcuno può avere, non sono finite, fra qualche giorno ne avrete una particolarmente gustosa. Grande Guido, e lo aspettiamo con le altre sorprese. Tore. Lui ci ha aiutato, eh. Sì, l'ho dovuta io guarda, ho Sì. cambiato a fine primo tempo, ho cambiato tazza perché mi ero reso conto che serviva l'avena che è arrivata a fine primo tempo, ma la maglia non l'ho cambiata. Io ce l'ho sempre a portata di mano quando si tratta la partita. Bravissimo. Sempre in zona. Ti bacio forte, Tore. Grazie, voglio. Grazie Napoli. Grande. Che bello, che bellezza. Ragazzi miei, io vorrei leggervi ancora per tutta la notte, devo andare, ma non prima di avervi detto quello che sto cercando di dirvi da tutta le... Ma non è un segreto, perché non è un segreto. Il Napoli quest'anno ha vinto lo scudetto.